cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina all'Arena di Verona, il presidente Mattarella e Giorgia Meloni. L'Iran non ci sarà, l'unico atleta previsto bloccato dalla guerra. Guerra e speculazioni su indicazione dei Ministeri dell'Economia del Made in Italy. La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti. Tragedia nel pomeriggio a Masera, anziana travolta da un furgone mentre attraversa la strada. La donna è morta sul colpo. C'è stata una furiosa discussione prima del brutale omicidio di Mario Ruoso a Porcia. Nuovi dettagli sul massacro del patron di Telepordenone ucciso da Loreno Bedin, ripreso da alcune telecamere con la spranga in mano. 3 gravi infortuni in poche ore a Caorle, operaio colpito alla testa da un palo caduto da 8 metri. A Marostica un ferito dopo essere caduto da un'impalcatura a San Vito di Cadore, incidente in un cantiere dell'Alemagna. Furti di farmaci salvavita ad alto costo, 3 sorelle dipendenti dell'ULSS 2 rubavano dagli ospedali di Oderzo e Treviso, i medicinali sarebbero poi stati venduti. 24 gli indagati. Sono accusati di furto aggravato in concorso 3 dipendenti di una ditta Orafa che avrebbero sottratto denaro e lingotti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura andiamo subito a Verona, dove a breve la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina. All'Arena di Verona ci saranno anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Andiamo quindi subito, la vedo in collegamento dalla nostra Valentina Visentina. Te Valentina, buonasera. Sì, buonasera da Verona. Dovrebbe arrivare intorno alle 19:15 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina. Tutto è pronto in un'arena blindata per l'evento di questa sera, che segue a quello che si è svolto il 22 febbraio sempre qui all'Arena, con la chiusura invece delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Una cerimonia però dove gli effetti della guerra di USA e Israele contro l'Iran hanno i loro effetti, non solo per quanto riguarda le defezioni delle numerose delegazioni internazionali, ma anche per l'assenza confermata purtroppo nel pomeriggio dell'unico atleta iraniano che doveva partecipare ai Giochi Paralimpici. Abufal Khatibi Mianei, l'unico atleta iraniano annunciato e fino all'ultimo momento in dubbio, purtroppo ha confermato la sua assenza, non è riuscito a partire dal suo paese proprio a causa della guerra. Lo ha anche confermato il ministro dello sport Andrea Abodi, che questo pomeriggio siamo riusciti ad intercettare prima del suo arrivo al Teatro Ristori, dove alle 4:30 ha incontrato insieme alla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli le delegazioni degli atleti paralimpici. Una cerimonia a cui sembra possa partecipare anche per qualche minuto il Presidente della Repubblica Mattarella, ma ovviamente sono tutte informazioni e notizie in divenire, perché è possibile invece che il Presidente Mattarella arrivi direttamente qui in Arena intorno alle 19:15, come dicevamo prima, appunto per partecipare alla cerimonia che inizierà alle 20. Ma sentiamo le parole del Ministro dello Sport Andrea Bodi. Le emozioni, lo spettacolo, con come dire, qualche amarezza per l'assenza dell'elemento secondo me più importante, che sono gli atleti, che ci guarderanno dai luoghi dove sono già pronti per le gare di domani mattina, quindi organizzativamente comprensibile, però avvertiremo un po' la mancanza di quelli che sono i nostri principali riferimenti. Intorno alla riabilitazione della Russia e della Bielorussia c'è stata un po' di polemica, ci sono delle nazioni che hanno deciso di non essere presenti. Cosa si sente dire? Che si comprende la posizione, da paese ospitante abbiamo espresso il nostro pensiero, che è in sintonia con quello dei paesi che non sono presenti in questa cerimonia e che saranno comunque presenti con atleti e atlete in tutte le gare. Manca anche l'unico atleta iraniano, non ha potuto esserci. L'importante è che stia bene.
Avete sentito le parole del Ministro dello Sport Andrea Bodi. Questa sera alla cerimonia di apertura non sfilerà nessun atleta come portabandiere, ma a sventolare i colori degli stati al posto degli sportivi ci saranno i volontari. Dicevamo, tra le delegazioni che hanno boicottato e che non saranno presenti alla cerimonia, l'ultima è stata la Francia, che si è aggiunta ad Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Croazia, Germania e ovviamente Ucraina. Una decisione che per questi paesi era stata presa già prima per appunto protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico di riammettere le bandiere di Russia e di Bielorussia. Qui dove siamo noi adesso, insieme al collega Edoardo Paris, stanno già arrivando le prime auto delle scorte delle autorità presenti, perché oltre a Mattarella, alla Premier Giorgia Meloni, ci sarà anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e i due Presidenti delle regioni che stanno ospitando le Paralimpiadi, ovvero Lombardia e Veneto. Quindi ci sarà Alberto Stefani, governatore del Veneto, e Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Una giornata di festa per Verona, che ha visto l'impegno anche di tanti volontari, un dispiegamento imponente di forze dell'ordine per garantire massima sicurezza. Nel pomeriggio c'è stato il passaggio e l'arrivo della fiamma olimpica, che è arrivata in piazza San Zeno alle 17:30 circa, con un grande applauso. L'ultimo tragitto della fiamma che poi sarà portata qui in arena. Ma dicevamo, una giornata importante per Verona, ce lo ha raccontato il sindaco Damiano Tommasi e i rappresentanti dei tanti volontari che in queste settimane hanno preparato e hanno garantito sicurezza in città. Io vi lascio con le interviste e poi la linea può tornare allo studio. C'è grande entusiasmo perché dopo la cerimonia d'apertura abbiamo toccato con mano cosa vuol dire avere questi eventi nelle nostre città. Poi in questo caso è l'apertura, quindi c'è un po' più di attesa da un punto di vista sportivo, meno euforia perché magari c'è il 22 di febbraio era la chiusura e quindi anche gli atleti che avevano vinto o comunque quelli che avevano concluso la loro parte sportiva erano più liberi anche di festeggiare. Oggi insomma ci saranno meno atleti perché tanti saranno già sulle piste e sui campi di gara, però insomma sempre un momento particolare, soprattutto quando il Presidente della Repubblica visita la nostra città. Ci assisteremo insieme alla cerimonia e per noi diciamo che non dico che è un abitué, però insomma è venuto più volte a Verona per vari motivi, per vari eventi ed è sempre un piacere insomma avere la presenza di una figura istituzionale così importante. Ci sono degli strascichi di polemiche per delegazioni che non saranno presenti, ma che insomma vuole ricordare e puntare l'attenzione sui valori dello sport. La capacità del movimento olimpico e paralimpico è proprio questo, di unire tutti attorno ad un evento che è di sport, che è il mettersi in gioco tutti insieme e soprattutto poter coesistere al di là delle vicende interne insomma all'IPC e quindi al Comitato Paralimpico Internazionale, ma con le varie insomma, decisioni è il momento storico oggi che ci impone questo modo di stare insieme, quindi l'auspicio è che anche attraverso queste occasioni ci sia la modalità di trovare così la via d'uscita a quello che oggi sembra davvero un tunnel intrapreso da qualche anno pericoloso. Quanti volontari sono impegnati per questa giornata così importante per la città? L'abbiamo vista Verona protagonista già il 22 febbraio, ma anche oggi con la cerimonia d'apertura. Volontari sono tantissimi, sia volontari Fondazione Milano Cortina, che in tutto per le Paralimpiadi sono quasi 2800, e sia l'importante gruppo di volontari Città di Verona, iniziativa voluta fortemente dal Comune di Verona, che sono quasi 250. Dato interessante è che questi 250 sono molto eterogenei. Abbiamo una grossissima presenza di under 21, quasi 2/3 sono under 21, ma ci sono anche tantissimi altri lavoratori e tanti anche pensionati che tutti insieme si sono dati da fare e messo a disposizione il loro tempo per supportare la città in questo importante evento. Rafforzati i controlli della Guardia di Finanza su tutta la filiera distributiva dei carburanti alla luce degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni con l'esplosione della guerra in Medio Oriente. L'intensificazione dell'attività di controllo è scattata su indicazioni del Ministero dell'Economia e il Ministero delle Imprese. Gli interventi della Finanza saranno finalizzati da un lato a verificare l'osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, dall'altro ad analizzare l'andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici in tutte le fasi di commercializzazione, anche allo scopo di far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali.
Ancora cronaca, una donna di 84 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un tragico incidente stradale avvenuto a Maser, lungo la Bassanese. La vittima stava attraversando la strada per andare a raggiungere un'amica a cui voleva far visita quando è stata travolta da un furgone in transito. L'impatto non le ha lasciato scampo. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Castelfranco. Nuovi dettagli sull'omicidio di Mario Ruoso, patron di Telepordenone. È come se l'avessero ucciso 2 volte, perché da una persona che mio Dio sicuramente se aveste chiesto a Mario non l'avrebbe neanche mai messo in una lista di possibili nemici. Ribadisco quello che vi ho detto ieri, incredulo, però a questo punto sì, la gravità è oltre a premeditazione, tutto quanto il resto veramente difficile da digerire. Sono queste le parole di Alessandro Ruoso, nipote di Mario, pronunciate poche ore dopo la confessione di Loriano Bedin, l'uomo che ha ammesso di aver ucciso suo zio. Il 67enne, residente a Tiezzo di Ozzano X, in via Toti, era un volto noto alla famiglia e ora si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa della vittima, legata all'età dell'87enne. Le telecamere di videosorveglianza lo riprendono alle 7:22, mentre entra nella palazzina con un tubo di ferro lungo circa 70 cm. Ma sull'omicidio emergono nuovi dettagli. L'aggressione è avvenuta all'attico al 7° piano, preceduta però da una lite molto accesa che alcuni condomini hanno sentito provenire dall'appartamento. Secondo la ricostruzione, i due sono poi usciti insieme dall'abitazione e proprio mentre Ruoso stava per chiudere la porta, Bedin lo ha aggredito con la spranga di ferro lasciata sulle scale. Il patron di Telepordenone poi è caduto urtando il volto contro lo spigolo di un tavolino in vetro. A quel punto l'aggressore lo ha colpito più volte alla testa, probabilmente con 4-5 colpi. Poco dopo le telecamere lo immortalano mentre esce dall'edificio al telefono e senza spranga, alle 8, facendo così passare 38 minuti dal primo passaggio. Subito dopo l'omicidio, infatti, l'ha lanciata dalla finestra nella corte interna della palazzina di Via del Porto. Dopo il delitto ha tentato di disfarsi delle prove, prima l'arma recuperata e gettata nel canale Brentella, poi i vestiti sporchi di sangue abbandonati nel torrente Meduna a Prata di Pordenone, un elemento che secondo gli investigatori rafforzerebbe anche l'ipotesi della premeditazione, dal momento che Bedin aveva con sé in auto un cambio di vestiti. L'indagine è coordinata dal procuratore Pietro Montrone e dal sostituto procuratore Federica Urban, ai quali Bedin ha confessato il delitto. Il 67enne è difeso d'ufficio dall'avvocato Walter Butignon e si trova ora nel carcere di Pordenone in attesa della decisione del giudice sulla misura cautelare. La polizia e la squadra mobile hanno fatto un lavoro in neanche 24 ore di arrivare all'assassino, almeno abbiamo fatta giustizia, è stata fatta giustizia. Al centro dell'attenzione degli investigatori c'è anche l'incendio che lo scorso luglio aveva colpito il Garage Venezia. Nelle scorse ore alla nostra emittente è arrivato un video in cui subito dopo il rogo si vede Loriano Bedin allontanarsi velocemente con indosso una camicia rosa e con un borsone. Su quell'episodio al momento il 67enne risulta l'unico iscritto nel registro degli indagati. A Porcia nel frattempo resta l'incredulità della comunità e la vicinanza della cittadinanza alla famiglia Ruoso. Gravissimo incidente sul lavoro oggi a Caorle, un operaio è rimasto gravemente ferito. Un palo di ferro che precipita dall'alto, un colpo violentissimo alla testa e un operaio che crolla a terra privo di sensi davanti ai colleghi. È la scena drammatica accaduta in un cantiere di Viale Panama a Caorle. A rimanere gravemente ferito un lavoratore di 53 anni di origine albanese domiciliato proprio a Caorle, impegnato nelle operazioni di allestimento del cantiere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava a terra quando, per cause ancora da chiarire, un palo è caduto da un'altezza di circa 8 metri, colpendolo in pieno alla testa. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEMA 118, ma viste le condizioni critiche dell'operaio e il grave trauma cranico riportato, i sanitari hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.
Dopo essere stato stabilizzato e intubato, il cinquantenne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove ora si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e le forze dell'ordine, che stanno effettuando tutti gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Unanime da parte dei sindacati la condanna dell'accaduto. La sicurezza sul lavoro non può essere solo uno slogan, ma deve tradursi in fatti concreti, dice Dario De Rossi della segreteria della CISL di Venezia. Arriva invece dalla UIL la richiesta di intervento della Regione. Siamo davvero stufi di condannare tutti i giorni infortuni sul lavoro e morti sul lavoro. Non si può più continuare così, c'è qualcosa di profondo che non va, sia nel sistema lavorativo che nelle persone. Chiediamo alla Regione, che sia resa disponibile e attenta all'argomento, di convocare urgentemente un tavolo. E quella di oggi è stata una giornata segnata purtroppo dagli infortuni sul lavoro, un altro si è verificato a Marostica. Ennesimo infortunio sul lavoro a Marostica, in via Brigata Sassari. Vittima un operaio di 55 anni, residente a Trebaseleghe. L'uomo stava lavorando alla costruzione di un nuovo edificio per conto di una ditta privata. Si trovava al secondo piano, sopra un'impalcatura di circa 1,5 metri, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto, sbattendo violentemente la testa e riportando un trauma cranico. È successo poco prima delle 10 del mattino. I soccorsi sono arrivati immediatamente. L'operaio, che sanguinava dal capo, è stato stabilizzato sul posto e assistito con la maschera dell'ossigeno. Successivamente è stato trasportato con l'elisoccorso, atterrato nel campo da calcio vicino, all'ospedale di Vicenza. Al pronto soccorso è stato sottoposto alla TAC e quindi inviato in reparto. La prognosi è riservata. Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di incidenti sul lavoro, gli ultimi registrati proprio nei giorni scorsi. Nel padovano a Saunara, l'imprenditore cinquantenne Stefano Contiero è morto mentre installava dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una villa. A Candiana invece un operaio di 25 anni, cittadino marocchino e dipendente di una ditta di Forlì Cesena, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante dei lavori di rifinitura. Ed un altro infortunio si è verificato questa mattina sul lavoro attorno alle 8 a San Vito di Cadore, al cantiere attivo per la realizzazione della variante alla 51 di Alemagna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dello Spisal, un operaio di 24 anni della provincia di Salerno è scivolato lungo un piccolo argine presente nell'area del cantiere, precipitando per 3 metri. Il 24enne, stabilizzato sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Belluno. Fortunatamente le sue condizioni risultano di media gravità per traumi al costato. Ed ora a Treviso, furti di farmaci salvavita ad alto costo. 3 sorelle dipendenti dell'ULSS 2 rubavano dagli ospedali di Oderzo e Treviso. I medicinali sarebbero poi stati venduti. A far scattare le indagini dei carabinieri del NAS alcune segnalazioni. Negli ultimi tempi si era registrata una carenza sempre maggiore di farmaci salvavita nei reparti degli ospedali, difficoltà nel reperire le terapie anche per i pazienti, immediati gli accertamenti che hanno portato ad una terribile verità. 3 dipendenti dell'ULSS 2 impiegate nelle farmacie di Treviso e Oderzo stavano rubando i farmaci salvavita ad alto costo, tra cui antitumorali. Poi li rivendevano al mercato illecito, prevalentemente pazienti dell'Opitergino Mottense. Nei guai sono finite le dipendenti infedeli, 3 sorelle di 60, 56 e 53 anni ed un autotrasportatore di origine albanesi, 65enne, impiegato presso una ditta di logistica. Furti continui che consentivano ai ladri altissimi ricavi sul mercato nero. In totale però la procura ha indagato, oltre ai 4, altre 20 persone, gli acquirenti dei farmaci. I 4 devono rispondere di concorso in peculato, gli acquirenti incauto acquisto. L'inchiesta era partita nel 2023. Gli investigatori avevano messo sotto controllo le dipendenti che agivano quasi sempre al telefono. I cellulari sono stati sequestrati dai carabinieri, telefonate intercettate e messaggi che hanno confermato quello che già gli inquirenti stavano sospettando. Perquisite le abitazioni dei 24 indagati, sono stati recuperati farmaci per oltre 40.000 euro, ma l'attività illecita
illecita che avevano messo in piedi in diversi anni farebbe pensare ad un giro di centinaia di migliaia di euro. Non solo, ma i militari hanno verificato altre condotte illecite come l'uso improprio del badge personale per attestare falsamente la presenza in servizio. La direzione generale dell'ULSE 2 in una nota ha espresso il proprio ringraziamento ai militari per la professionalità e l'efficacia dell'operazione svolta, confermando che le segnalazioni erano partite dalle stesse strutture sanitarie. Mi auguro che venga fatta ovviamente giustizia, sottrarre dei farmaci a persone che ne hanno bisogno, che sono malati, per ricavare dei guadagni personali, oltre che un reato, è un fatto di una gravità morale incredibile, e quindi spero che i responsabili paghino per quello che hanno fatto, ma soprattutto spero che, facendo chiarezza, poi siano episodi che non si ripetano mai più e che rimanga un brutto episodio ma isolato. È inaccettabile lucrare sulla salute di persone che soffrono e aggravare così i costi a carico del servizio pubblico, lo dichiara il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Il sistema truffaldino era ramificato e ben organizzato. Tra i tanti reati che le forze dell'ordine riescono a contrastare, conclude, questo è assolutamente tra i più gravi. L'uncino di ferro ritrovato in un hamburger di carne da una bambina di 7 anni nella mensa scolastica della scuola primaria di Campo San Martino. Nel Padovano la società fornitrice dei pasti, la Kamst Group, esprime in una nota vicinanza alle famiglie e agli studenti e comunica di avere presentato denuncia per sospetta manomissione del pasto da parte di ignoti. Nelle verifiche tecniche attivate immediatamente è stata riscontrata l'integrità delle attrezzature utilizzate dal personale e la loro regolare funzionalità. Gli hamburger serviti sono stati preparati nel centro di cottura esterno alla scuola, che si trova a pochi chilometri, in misura prudenziale ed in accordo con il comune di Campo San Martino. Come anticipato ieri dal sindaco Tardivo, i pasti alla scuola saranno consegnati in porzioni singole sigillate. Ancora cronaca, sono accusati di furto aggravato in concorso 3 dipendenti di una ditta orafa che avrebbero sottratto denaro e lingotti. Ad accorgersi della mancanza di oggetti in oro da una ditta orafa con sede a Vicenza è stato lo stesso titolare. Gli erano stati sottratti alcuni lingotti oltre a denaro contante. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura che hanno raccolto la denuncia dell'imprenditore e verificato le immagini del sistema di videosorveglianza interna. Grazie alle riprese sono stati riconosciuti e individuati 3 dipendenti italiani della ditta, un 23enne, un 55enne e un 56enne. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare la rifurtiva, circa 3.500 euro in contanti, lingotti d'oro riconducibili a quelli che erano stati asportati e un ulteriore lingotto verosimilmente in oro del peso di 1,2 kg e del valore di circa 170.000 euro. Per quest'ultimo pezzo è in corso l'analisi sull'effettiva composizione aurea. I 3 sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Ed ora le celebrazioni dell'anno giubilare a Vicenza. Domani si celebra il giorno esatto dall'apparizione della Madonna 600 anni fa. Questa è una parte di questa mostra, di questo itinerario diffuso nella città, nel territorio, che essendo noi in questo piccolo grande mondo che è Monteberico, ecco che allora giochiamo, no? Rinascimento mariano a Vicenza, però qui abbiamo il Rinascimento mariano a Monteberico, perché lo immaginiamo come un Rinascimento mariano partito da Monteberico per riuscire ad inondare di primavera, di questo respiro fresco, tutta la città, anche con una certa leggerezza. Si apre il ciclo di iniziative culturali che sfoceranno nelle celebrazioni dell'anno giubilare. Al santuario è stata predisposta una sala di accoglienza dei pellegrini che contiene alcune opere d'arte sacra della mostra diffusa Rinascimento mariano a Vicenza, nata in collaborazione anche con il comune. Sì, allora in particolare collaboriamo con la Biblioteca Bertoliana mettendo in mostra 2 manoscritti, ma questo ad aprile, poi a maggio invece al Palazzo Civico Chiericati siamo sempre in collaborazione appunto tra il santuario e il museo per esporre 2 soggetti mariani appunto dipinti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est.